Ehi, dico a te, dedica 10 minuti alla tua salute del tuo udito. Aspettare di non sentire. Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Convenzioni con ASL e INPS, garanzia assicurata. Non aspettare di non sentire. Acustica Friulana. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, benvenuti al nostro audio video giornale flash del pomeriggio per quanto riguarda le ultimissime dal Friuli Venezia Giulia. Apriamo come sempre con la cronaca per dire che il comando provinciale della Guardia di Finanza di Trieste e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del capoluogo giuliano, coordinati dalla locale procura, hanno sequestrato 11 milioni di pezzi fra mascherine chirurgiche e di capacità filtranti FFP2 e FFP3 nell'arco, pensate, di circa un anno, di cui 4 milioni nei primi 4 mesi dell'anno in corso, tutte sbarcate nel porto di Trieste. Cambiamo argomento e parliamo dell'attività della Polizia di Stato, in questo caso di Udine, per dire che nella giornata di ieri il personale dell'ufficio immigrazione della questura friulana ha dato esecuzione al rimpatrio coatto di un albanese clandestino sul territorio nazionale. Lo straniero, 21 anni, domiciliato in provincia di Udine, con già 2 provvedimenti di espulsione alle spalle, dall'estate scorsa si era reso irreperibile da Varese, ove si trovava in attesa di essere rimpatriato. Lo stesso che annovera precedenti penali per furto, lesioni personali, rissa e porto abusivo d'armi, è stato rintracciato nella provincia friulana ed è stato monitorato negli spostamenti da parte degli agenti della Polizia di Stato, sino a quando, recatosi presso la stazione Carabinieri per una notifica, è stato accompagnato presso l'ufficio immigrazione della questura. Qui è stato sottoposto a provvedimento di accompagnamento alla frontiera da parte del questore di Udine, atto convalidato dal giudice di pace di Udine e successivamente accompagnato presso l'aeroporto di Tesserra, ove veniva imbarcato con scorta personale dipendente della questura sul volo 2B224 delle ore 19:25 diretto a Tirana in Albania, dove dovrà rimanere fino a data da destinarsi, sempre che, come si dice, non faccia l'ingresso in Italia. Cambiamo argomento per dire che i ragazzi spesso sono molto più maturi di quanto si pensi, come dimostra l'adesione importante registrata dalle persone tra i 26 e i 39 anni alla campagna vaccinale che a questo punto li vede protagonisti. Il vaccino è, assieme al mantenimento di comportamenti precauzionali, lo strumento che ci permetterà di vincere la pandemia. Sono certo che moltissimi giovani si sottoporranno alla vaccinazione, consentendoci di dare quella svolta che il generale Figliuolo ha spesso richiamato nei propri interventi. Giugno è il mese della verità, che ci costruisce anche con i nostri comportamenti e il senso di responsabilità. E questo è il messaggio lanciato dal vice governatore del Friuli Venezia Giulia, delegato alla salute e protezione civile Riccardo Riccardi, come vedete nella telefoto, ai 18enni delle scuole superiori di Codroipo, a fianco lui il primo cittadino della capitale, come si dice in questi casi, del Medio Friuli, ai quali questa mattina nella cornice di Villa Manin di Passariano è stata consegnata dal Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin una copia della Costituzione durante la cerimonia organizzata dal Comune assieme alle associazioni combattentistiche per celebrare la festa della Repubblica Italiana. E adesso cambiamo argomento, parliamo del premio Terzani per dire che la Terra non ha più tempo, e questo è l'allarme che Andri Sner Maganson pone al centro del suo Il tempo e l'acqua, edito d'Italia da Iperborea, scelto dalla giuria quale vincitore dell'edizione 2021 del premio letterario internazionale Tiziano Terzani. Lo ha annunciato questa mattina la presidente della giuria, Angela Terzani, dalla sua casa di Firenze nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in streaming.
Lo scrittore sarà premiato domenica 4 luglio sul Colle del Castello di Udine alle 21 nel corso di una serata evento, da sempre il momento più atteso del festival, vicino, lontano, che nel 2005, in collaborazione con la famiglia Terzani, ha istituito il premio. Il festival quest'anno, alla sua 26esima edizione, era in programma a maggio, ma è stato riprogrammato a Udine dal 1 al 4 luglio prossimi. La giuria che ha assegnato il prestigioso riconoscimento è composta da Enza Campino, Toni Capuozzo, Marco Del Corona, Andrea Filippi, Milena Gabanelli, Nicola Gasbarro, Ettore Mo, Carla Nicolini, Marco Pacini, Paolo Pecile, Remo Andrea Politeo e Marino Sinibaldi. Tutte le informazioni le potete consultare attraverso il sito www.vicinolontano.it. Ma allora andiamo a sentire le parole del vincitore che ha registrato questo video messaggio. Buongiorno, mi chiamo Andri Snær Magnusson, talking from Iceland. It's a great honor to receive this prize and have my name connected to the legacy of this wonderful author here, Tiziano Terzani. I feel a deep connection to his philosophy and his work. I'm looking forward to meet Italian readers in the future, and I'm thankful to my wonderful translator that brought my words from the small language of Iceland to the grand Italian language. Thank you very much, and hope to see you all in the future. Andiamo a chiudere questa pagina informativa per dire di un'importante iniziativa. I punti vendita Despar, Eurospar e Interspar della regione Friuli Venezia Giulia sono stati scelti ancora una volta dalla Polizia di Stato per parlare di prevenzione e sicurezza stradale, confermando la collaborazione tra Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto e l'Emilia Romagna, e la Polizia. Scopo è diffondere il messaggio della nuova campagna informativa sulla strada in sicurezza, ideata per sensibilizzare i cittadini della nostra regione sul contrasto delle pratiche negative al volante. Con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa per dire che per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net è tutto. Chiaramente nel corso della giornata vi aggiorneremo attraverso il nostro sito internet o con i video servizi o con le notizie flash per quanto è accaduto insomma nella nostra regione, altrimenti prima delle 18 apriremo un'altra finestra informativa veloce con la nostra edizione flash dell'audio video giornale. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e come si dice dalle nostre parti, mandi e alla prossima! Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.